Vittorio Negrelli in sostituzione dell'influenzato Roberto Zonta, che non ha potuto incidere in questi giorni proprio perché ammalato. Questo Bassano ha preso un brodino, si è apprezzato la voglia di voler vincere fino alla fine contro un Sandrigo organizzato molto bene in fase difensiva. È mancato lo spunto, l'episodio, l'occasione finale ad esempio della punizione. Sì, abbiamo avuto qualche occasione che dovevamo concretizzare un po' meglio. In realtà i ragazzi hanno avuto una settimana un po' difficile, dalle dimissioni dell'allenatore precedente all'influenza di Roberto che dovrà sostituirlo, che ha sicuramente condizionato comunque la settimana in preparazione della partita. L'atteggiamento dei ragazzi è stato discreto, sicuramente c'è tanto da fare per crescere. Da che cosa bisogna ripartire secondo te? Intanto bisogna ripartire da guadagnare un po' di entusiasmo, di fiducia, di agonismo e da lì poi si vedrà come, sperando che la stagione possa svoltare, si vedrà come provare a farla svoltare. La speranza intanto è recuperare anche coach Roberto Zonta. Mercoledì arriva al Trissino ed è la squadra campione d'Italia, la squadra più forte di tutte, la squadra da battere al momento. Qui serve una prestazione ancora più robusta, salire di livello. È chiaro che il Trissino probabilmente in questo momento è sicuramente tra le migliori in questo campionato e noi non ci arriviamo nel miglior modo possibile, è evidente. E cercheremo di fare il massimo, di fare una prestazione di livello per quello che in questo momento si riesce a fare.